io per esempio qua in Francia non abbiamo credo una volta e nessuno andiamo con le macchine scansate. Perché? Perché proprio che Cioè loro hanno pensato che appunto è questo che sono fasci strani. Se ti devono dare la precedenza o se la strada è bloccata, pensati che mi dicevano e lasciano uno spazio le strade laterali, allora non c'è nessuno che sbuca fuori. è vero, Perché ma è io proprio questo prime che- volte dico, questo adesso mi salta fuori. No, 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 è fermo. Perché è fermo? Cos'è? Non veniva fuori dalla strada laterale. perché vedeva che c'era qualcuno che stava Sono ma è male. vero, Poi i appunto francesi sono per me tornati non è che in non paese. saltano strade. Noi qui in Italia, se vedono che c'è un buco più avanti, devono per forza andare sul Ma buco. questa che andasse, c'era una macchina davanti a lui, sono andata via. Era vuota e andavo verso la destra, ma perché andavo per entrare in Passo Caraio? Adesso un inglese non lo farebbe mai, perché dalla sinistra vroom verso la destra e veniva su una macchina e fa e quello frena. Poi c'è un altro e quello si ferma, non capivo niente. Di quello che stavi facendo. Cosa fa qui? Una cosa buffa, una cosa buffa, che la prima si è fermata, la seconda bomb, la terza ha frenato, tutti sono fermati, sono messi a ridere a squarciagola. Addirittura, come mai questa storia? Ma perché un motore vedo la foto esternamente che ho fatto questi giorni qua esternamente e un certo momento vedo Ripetendomela la terza volta esternamente. Vabbè, allora un certo momento sento un strillo da uno che toglie la giacca e pazzo così che c'è poco su così. E dico, ma che cavolo, cosa devo copiare? Cosa sarà successo? Dirà? No, chiamare i pompieri, io lo sapevo bene, devo lasciare il mio pennello. Insomma c'era il fuoco, io non so se tutto il suo motore sia bruciato. Sì. Allora io mi chiedevo, perché siccome lui ha tolto una giacca, chiaramente ha bruciato la giacca, quindi Si vede che era assicurato. La fidanzata che così un attimo che piaceva perché si vede che cosa bruciò, temo. Cosa la macchina? Macchine Bello, sai che abitavamo alla Scala? Ero lì dove detto grado, non so. Però dicevo Il prima. boato, ho sentito il boato prima e poi sto Tremolio. Mia sorella addirittura si è svegliata, quella vero. Quando nel 76 è successa la famosa storia. A un certo punto c'è la ragazza dietro, fa Marco smetti di spingere la sedia. Ecco fatto, si è mosso. Sì, No, ma lo stesso, l'ho smosso solo. Non entro in salata. E poi non male. Bene, si vede che faccio la barista. Sì. Oh! Questi uomini. In inglese si dice che ansia questo qui. Basta. E poi io non dico nulla contro Alberto, non è che contro il gancia, spero. Muoviti a bere quello che ti do qualcos'altro. il l'altro bicchiere. Bravo. Così fa schiuma però. Non ti piace perché è dolce? No, non è dolce. Sì, questo è dolce, ragazze. Non bere, facciamo il cincigno. Che cos'è? Notate per cortesia come ho messo con una molto cura queste. E tu Should we draw a line somewhere? Guarda quando me l'hai messo! Vabbè, Christopher, tanto io Basta Cristina, gioca a calcio. Guarda che sarebbe il coso. No, questo che cos'è? Cosa? Questo dolce? Un Dunque, cheesecake? Gio, e sarebbe un quacks, un dolce quacks. Siccome qui in Italia si trovano il quacks, che sarebbe una cosa. Quanti? Ma insomma, non chiediamo più cos'è e lo mangiamo e basta. Hanno l'informazione, sopra è uva e sopra ancora sono mandorle grittate. Gary, poi c'è uno che dice Jerry perché sono Jerry Mason o Jerry Allen. No, my name is Gary, like Gary Baldi. Facciamo così. Io ti dico, Gary, dico, ma scusa, non mi ricordo, tu come ti chiami? Gary? Gary. Come Gary? Gary. Come? Like Garibaldi. Oh, bellissimo. Proviamo un'altra volta, Gary. Facciamo di nuovo così. Allora ferma. Chi fa la parte del Garibaldi. di chi chiede? Tu chiedi. Allora, come ti chiami? Scusi, what's your name, please? My name is Gary. Ah, Gary? Gary. Ah, Gary? How Gary? Come Gary?
Come Garibaldi. Vostra! A Padova, a quello che volete, vicini. E non è un intenditore ancora, sarà come grande. No, intendo. Poi sapevano Sentite Christopher. ragazzi, io non ho tanto la... I bambini che avevano rimangono piccoli, Christopher. Davvero? Hai visto che? Non è vero. E non devi Lui è sempre venuto da quando ha 6 mesi ed è sempre cresciuto. Ma non era lui, era un attore quello. Sì, lo so. E il collo com'era? Ma mi piace per esempio questa che mi ha affascinato di più quando ero bambina era la pipì calza lungo. Calze lunghe. Che è di Lincoln in svedese, perché per me per esempio forse perché penetrava nelle mie storie di avere un padre che viaggiava. Per me quando ero era possibile, magari io con la mia immaginazione ero un americano, andavamo a penetrare con modo americano, con il bicchierone, poteva anche se lei per esempio quella volta mi avesse portato a Londra, sicuramente un inglese, scommetto, io ero pronto di trasformare. Puoi sempre provare adesso, sai? Scusa Alberto. Non si commenta. Bevo la tua salute questo vinaccio. Mai dire mai. Un vinaccio. Cincigno. Non è un vinaccio, è buono. No, è buono, non... Solo che ti piace. A me. È buono, però per me il gusto sì, è un po' troppo dolce. Vinaccio, diciamo la verità. Pane, no, non pane è vero, non è vero, secondo me non è vero, perché può essere un buon vino, però dolce, che quindi non piace a te, però piace agli altri. Però può essere davvero se un'altra Non è bello persona... ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Casa sua, per esempio, sai cos'è a casa sua che è bello? Ah, i cose grandi così, e gira. Di cosa? L'acqua, no l'acqua, carta. No, io ho i fazzoletti di carta dentro le scatolette, Ma no, inglese, so, dappertutto. questa è una tipografia, dai, cioè, Perché una mi cosa- prendo. Ne vuoi uno? sì, Te lo porto? è una cosa così. Io non potrei mai rinunciarci a quello, ormai la uso c'è per l'America. 10 anni Che a cos'è? casa mia. Non ho ancora capito di cosa. No, Allora la foto, allora te lo procuro. really, two, one for her, one for me. You want one? What, an English-speaking idiot? No, No, thank not. you. We're not talking about English-speaking No, we are idiots. talking about the paper. Ah, the paper. It's a Ah, for you procuri uno to- di quelli. È facile poterti prenderli. Sono un po' pesanti adesso. Questa è una cosa, però no, non volevo Soltanto che che quel anni... giorno al mattino farà una Excuse tirata, me? Excuse me? farà Sorry, dear. 100.000 copie in meno. Have you ever never heard from What? our two friends from London? I've heard from the third one. Ah, the Scotch, the noble. The I gentle. also heard from him. Really? I was looking at the Goon Show scripts, the old ones, Uh-huh. and you couldn't find the tapes, and after about 6 months, I got this... I will tell him. I shall tell him. You tell him that I'm still waiting for him. Whatever. Scotch. What was it? A bottle of scotch? No, a postcard or something. Ah! Okay. I'm the worst. I have to write letters in hotel bedrooms. I can't write letters anywhere else. I hate writing So Whatever next- turns you on. I hate writing this. I love telephone. Just dial the number and hang Next up. conference I shall write. Yeah, are you still in touch with them? Very good. Because they bombard me with letters and postcards. Very well. It's if you don't answer, they get worried. So every time, because I travel for conferences, when the plane Disintegrate. Laser flashes. I Yeah. thought it was something. Hits the with- mollo. Finds it rather hard. Honestly, by the time we get home, it won't be before 12. Well, you just about 200 meters. Walking. But when you have a Library. car and a husband and a son, it takes a lot longer to get home. I'm sure there's a logic behind that. Yeah, she's called wine logic. Adesso ma lo svegliate o lo portate in spalla? No, cammina, perché pesa troppo per stare in spalla. I'm sure there's a logic behind that. It takes a lot longer to get home. I'm sure there's a logic. Son, it takes a lot longer to get home. I'm sure there's a logic behind that. Yeah, she's called wine logic. Wine logic. Logic. A car and a husband and a son, it takes a lot longer to get home. I'm sure there's a logic behind that. Yeah, she's called wine logic.
adesso ma lo svegliate o lo portate in spalla? No, cammina, perché pesa troppo per stare in spalla.